Ma era indispensabile per poter fare un ragionamento su queste cose, perché sennò ci si perde. Una volta premesso quello che è tutto il meccanismo, il marasma dell'evoluzione del pensiero, eccetera, dell'arte moderna, diciamo tra virgolette, in senso molto, molto così alla mano, allora possiamo avvicinarsi un po' di più a questi lavori, a questi artisti, eccetera. Questo qui sarebbe un discorso che se vogliamo fare, no, se vogliamo, perché sennò non avrebbe ragione di essere, possiamo fare una carrellata delle considerazioni, un minimo di lettura da ognuno dal proprio punto di vista, e io lo faccio come pittore, non certo come valutazione, come critica, ma come impressione delle opere. Possiamo cominciare. È del 26, sì, fa 80 anni, sono dedicata a questo anno. 80 del 26. 26, sì. Credo pure che sarebbe. Ecco, Maiorato. Per parlare, Maiorato era un grande artista, perché ha una storia, un curriculum notevolissimo. È un personaggio molto semplice, ma anche intimorissimo, perché è un personaggio che dentro si sente una grande cultura, una grande forza e una grande storia. C'è azione, quindi c'è un viaggiare, un navigare dentro nella natura, eccetera, e fargli vivere il tutto e fare un canto sublime. Però è un pittore veneto, è un pittore veneziano che ha una storia, praticamente ha vissuto lì a Venezia. Ci possiamo immaginare quante emozioni, quanta storia, quanta vivacità di conversazioni, di cultura che lui ha avuto per 30-40 anni lì a Venezia, che frequentava il meglio che c'era del pensiero, dell'osservazione, della ricerca, eccetera, eccetera. E questo personaggio ne ha vissuto moltissimo di questo, ma era anche, oltre a questo dell'intellettualità, della ricerca rappresentativa, è anche un grande pittore, un grande cronista, è un grande raccontatore. Lui viaggia, sogna, si muove, è dinamico, non problematizza, corre via perché ha grande esperienza e si richiama alle sue formazioni culturali, eccetera, ma ha il dono della qualità, del mezzo, no? E ne vale moltissimo perché non solo quella coloristica e tutte le emozioni, la severità e l'asprezza del ricordare e rappresentare il suo mondo, ma anche di questa evoluzione, di questo dinamismo movimentato che segna molto, per esempio, all'inizio del dopoguerra, anche dalla pittura americana, dalla nazione Banti, il segno, la gestualità. Si vede un gesto molto rapido, molto veloce, richiama simbolo, ma vola, c'è la spazialità di Fontana, eccetera, ed è lo spazialismo nostro italiano qui. E lui è il grande maestro che ne vive di queste emozioni, le raccoglie, ma poi è libero, opera e viaggia con la sua fantasia e crea delle cose notevoli e ha una coloristica. Poi anche sul disegno porta i dettagli del Rinascimento, eccetera, la grande raffigurazione. Se si osserva alcuni suoi disegni si vede una maestria, quello è un godimento, come uno che è un virtuosista che suona il violino e che non è infrenabile perché ha colto il segno e se ne va per conto suo. Ecco, questo è l'animo di questo grande artista, dal mio punto di vista, ma non è un punto di vista mio, è una realtà che tutti possono vedere. E questo è il grande maestro. Ecco, se vogliamo, per esempio, io... inaugurano la mostra sul Novecento Veneto. 2 anni fa hanno fatto l'800 Veneto, bellissimo. Sì. Il Novecento Veneto. Dopo non so se ci sarà anche qualcun altro, ma sì, è un quadro blu ed è ecco, quelli che dovremmo vedere. Ecco, niente, non andiamo a toccarlo, facciamo un punto così. Ecco, se vogliamo tentare di fare un'osservazione. Ecco, io vedo in questo personaggio grandezza, bravura, rigore, intellettualità, eccetera, eccetera.
e questo volare nelle grandi emozioni della natura che l'ha sempre portata con sé. Ed questo può essere un grandissimo pregio, una grandissima qualità, o potrebbe essere anche, tra virgolette ovviamente, un suo limite, perché se noi osserviamo tutta l'opera di Magnoletto ha un suo campo che potrebbe essere come quello di Morandi, per esempio. Chi può discutere di Morandi con le sue semplici bottiglie, la sua natura morta? E da lì non si è mosso, no? È rimasto Morandi con le sue bottiglie, che raggiunge traguardi infiniti, però resta sempre una bottiglia, resta schiavo di una rappresentazione. Ecco, se si volesse fare una cattiveria, ma che nessuno ci senta, specialmente lui, no? Si potrebbe così dire è un pittore grandissimo, che probabilmente la sua grandezza sta proprio in questo, di rimanere costantemente resiliente, a differenza per esempio di qualche artista che possiamo vedere. Allora, la visibilità è questa immagine che in qualche maniera c'è, il richiamo dell'uomo. Sì. Poi il resto si è ancorato alla natura che qua si può forse intravedere dalle montagne, che mi pare che sia dietro, questa è la fantasia, quindi espressione del pensiero, delle persone. Questo è il suo modo di esprimere. Sì. No, raccoglie tutto con un'abilità, con una capacità. E raccoglie. E allora, tutti questo segno di trasporto. Allora proviamo che facciamo questa stanza così abbiamo. Meno molto bene, una liberazione proprio qui non c'è qualche suo lavoro dedicato a mostre che ha fatto, dove c'è proprio un progresso tra una dinamicità, un certo movimento del colore, dura, eccetera, che per sé supera anche il problema, per esempio il problema c'è ancora lì dentro, il racconto delle storie, eccetera. Comunque qui va la vista, si toglie di cappello. Sì, no, ma Wolfgang qui e io devo sapere dopo mi serve quando finisce e dopo il resto è facoltativo, cioè un'immaginazione in sostanza è la riconoscibilità. Ecco, noi andiamo qui è sempre in qualche maniera problematico, no? Qui da Giovanni Cavazzoni del 38, che è un po' più giovane, è un personaggio che è completamente diverso come carattere, come pensiero, eccetera. Si lega a un certo classicismo, è una pittura amante del bello, è una pittura tutto sommato felice, è una pittura che ne gode di abilità, come si diceva prima, del senso pittorico, della realizzazione, eccetera. Ne gode moltissimo del raggiungimento della forma, in sostanza si richiama ad un certo classicismo del neoclassico, oppure anche della serie, eccetera. Va a rievocare la forma, la donna, eccetera, con tutte le sue fantasie, con tutte le sue velature, le sue traspartizioni, i sentimenti di pensiero. Ed è un cantore della pittura e dei sentimenti molto, tutto sommato molto felice, lo si intravede anche nella sua figura come persona, perché c'è sempre una identità tra la rappresentazione, tra il quadro e l'artista, si intravede la psicologia di tutti. Ecco, questo ho innamorato della pittura, della forma, delle trasparenze, del sogno, è un po' così che va a idealizzare, a sublimare i
racconto l'immagine, la problematizza anche per fare qualche riferimento, qualche osservazione della realtà, del tempo, eccetera, e lo mette a confronto e via. Ma tutto sommato, ecco, qui per esempio sono delle belle figurazioni che io le vedo anche non necessariamente obbligate a una contestualità del modello, questa specie di performance, di installazione che c'è la donna mitica e un po' una dea, anche lei che vuole spingere la modernità e vuole ritirarsi nel sogno, nel mito, nel racconto così velato, nell'immaginario della rappresentazione bella. Qui è un artista dolce, sereno, che non soffre, racconta e gode anche dei risultati che ha raggiunto. Ed non è cosa da poco, perché il felicitarsi di fare un viaggio immaginario, andando a cogliere le verità del tempo e problematizzarle, metterle a confronto, eccetera, perché c'è la modernità della figura, c'è la voglia di andare a recuperare il mito e la contestualizza, la problematizza, ma non si pone grandi problemi di società, di confronto e di evoluzione, eccetera. Va per conto suo nella semplicità e gode di piacere di essere un artista che rappresenta e che va a cogliere il senso, la forma. Non è cosa da poco, è come uno, come si diceva prima, che suona il violino, quando si accorge di essersi impadronito dello strumento e che può navigare dentro questo violino, dello forte, eccetera, no? Ecco, è un grande piacere che ti appaga anche tutta quella complessità esistenziale dell'essere realista, perché è il problema che si sarà prima immaginato, compreso, eccetera, eccetera. E lui la vive bene, ha sempre un sorriso così velato in queste rappresentazioni che ti tranquillizzano, ti danno anche un senso di piacere e di godimento di vederle. Ecco, non diamo motivo. Questa è molto più comprensibile. Sì, adesso la donna rappresenta 6 stagioni, sì, questa è solo stagione. Ok, stagioni. Avremo una finestra, per esempio, dei romani, disegni. Sì, no, un bel tratto, e quindi le leggende, no? Quelle opere là, spesso che la fatto, che capisce benissimo l'intervento psichiatrico. sì. Non deve una cattiveria, no? Ma sicuramente non mi fai meraviglia dopo i critici, che non so, i giornalisti, che mi dice, ho visto una grande opera, ipotesi qui arrettini, ti arrivo prima, qui alle tratte spaccate. Porca la miseria, queste robe non fa venire con lei crede. Non riesce a capire. Non riesce a capire, sono una Allora, vediamo un po' lo scultore qui di Vicenza, uno studio nel lago di Garda, un altro personaggio simbolo del nostro territorio, fu un maestro in assoluto, un grande innovatore con una genialità
mentalità più spregiudicata, conoscitore dell'arte, espertissimo, maestro artigiano, inventore in assoluto, ha il senso dello spazio, dell'equilibrio, della forma, delle misure e di un immaginario utopistico di notevole rilevanza. Bisogna che guardiamo, consideriamo che qui, in questa sala, abbiamo degli artisti che sono stati in tutto il mondo, ma nei musei più prestigiosi da Tokyo a New York, a Parigi, a Vienna, a Roma, agli Uffizi, a Firenze, eccetera. E quindi bisogna considerare che sono state grandi, bisogna mettere le distanze, il massimo rispetto e fare attenzione a come si parla, anzi non si dovrebbe parlare tanto, ma si cerca di fare un discorsone così di insieme. Bene. Ecco, questo artista qua, un pittore estremamente semplice e grandemente inventivo, ama tutte le materie, la natura, lavora con il marmo, con il cemento, con l'acciaio, con la ceramica, eccetera, e fare delle sculture che non si ferma, ecco, per esempio, non so, questo pittore o quell'altro equivalenti e senza fare confronti sul valore, assolutamente, confronti dal punto di vista. E ecco, per esempio qua sono problematici e rigorosi nel rappresentare un ragionamento, una considerazione filosofica, eccetera, eccetera, no, del mondo. Questo qui invece è un navigatore del mondo, se ne frega degli stili, delle correnti, eccetera, le utilizza tutte, le utilizza con rispetto e con genialità, quindi le va a gestire, ripetendo la sua persona, ma utilizza i sistemi che lui ha a disposizione. E fa delle cose, fa delle sculture, fa delle cose veramente incredibili. Le strutture che sono in giro, per esempio, tutti sappiamo, ha fatto una grande scultura a Lyon, alle porte di Lyon, lì sono 142 strada, non so, ha fatto una grande cascata di acqua con delle strutture enormi, ingabbiate da strutture in ferro, cemento, acciaio protein, cemento di colore, e le ha strutturate a 30 metri di larghezza, 9 di profondità, 9 metri di altezza, una grande cascata di acqua che scende su. Di un'emozione incredibile con la sua non stabilità. Lui è provocatorio perché ti costruisce delle immagini, delle strutture, no? Che ti mettono uno stato d'animo anche di ansia, di bellezza, ma anche di ansia, per la loro precaria staticità. Ti mette in condizione, per esempio, non so, vedere il campanile di Monteluano o la torre di Pisa, che ha questa pendenza provocatoria, ma è calcolata scientificamente, ha una sua stabilità statica, però tende a dare la sensazione di una certa pendenza, di un certo scivolamento. E sono riferimenti che poi vanno lenti nell'ambito del sociale, eccetera, eccetera. E è un artista incredibile perché dopo sono le fortune del mondo, c'è l'artista maledetto che deve morire, che non è conosciuto, rimane là, eccetera, eccetera. C'è l'artista invece che si incrufola dentro nei sistemi più fortunosi, a parte la grande abilità di non esiste niente, che dopo viene utilizzato, viene chiamato, questo qui viene chiamato da tutto il mondo. L'Albertina di Vienna le hanno comprato i suoi disegni, i suoi progetti, Firenze per esempio gli Uffizi gli hanno comprato i suoi progetti lo stesso, gli hanno dato degli spazi in permanenza nei musei del mondo, cosa incredibile, e quindi è una cosa veramente fascinante perché si vede sicuramente che ha fatto queste cose, ecco, se no, di notevolmente elevato. E ecco, per esempio va a cogliere questi cespugli, queste situazioni, che poi si potrebbe fare un discorso. Ecco, questo artista vive la sua psicologia, la sua ricerca intellettuale, eccetera, no? Ma in un mondo, per modo di dire, quasi chiuso. Se noi vediamo le sue strutture, da un certo livello, non so se ci sono anche qua,
ad un certo livello si alzano, si proiettano verso l'alto, no? Ma ad un certo momento si troncano, si chiudono, non sente il bisogno di una certa trascendenza, come posso, ha bisogno di dialogare con uno spazio maggiore, con uno spazio così, diciamo, surreale, ideale, trascendente. No? Ecco, questo qui si proietta, vola, si immedesima da protagonista in uno spazio, per esempio, e rende tutto da gregari con una certa complementarità. Lui colloca di Badia e la sua struttura riesce a dialogare compartecipando, aggregandosi all'ambiente in una maniera stupefacente. E come dicevano, per esempio, le strutture in molti suoi lavori, no? Ecco, se noi osserviamo, ci sono delle proiezioni verso l'altro, delle verticalizzazioni che hanno una significazione così anche simbolica di bisogno di andare oltre il possibile, no? Di andare verso l'impossibile. Lui a un certo punto le blocca, le interrompe, fa delle constatazioni, le sperimenta e poi nella serenità si esercita da se stesso ed è un artista sicuramente molto felice e anche molto semplice, perché mi ha accennato l'assessore qui, la professoressa Amalia, che ha ricevuto una telefonata per sentire come andava la mostra qui ad Annone Veneto. Ed è un gesto di grandissimo significato, perché un artista di quella portata lì, di Annone Veneto proprio, non ha assolutamente nessun bisogno. Vuol dire che è un artista che umanamente è alla mano, di grande valore proprio per la sua semplicità e inventiva. Lasciamolo stare. È gentilissimo, siccome l'Angela mi aveva chiesto che ormai quella che la chiamano onda rapinosa e poi si mette correre, che era uno speaker, che va sapere in chiesa, e lei voleva sapere con la gente, allora io dico, guarda, posso, maestro, lasci pure. C'è una ragazza che vorrebbe sapere perché ha chiamato quell'opera, gli ha citato quell'opera Coleridge, sta andando avanti. È una storia lunga, sì, ma lei me la deve raccontare, va bene, gliela racconterò in una testa. Ha una storia. Bisogna sapere come chi Sì, perché non legare il nome all'opera. Questa per esempio è la tettonica, l'infermeria della tettonica zona. Penso. Sì. Queste le tre grazie. Sì, è un eravamo un certo classicino perché lui come si dice spazio, sul loro pensiero, vedere come li interpretano, dopo poi ritrovarli anche su questa per esempio, un'opera se fosse sul centro di una grande piazza, con dimensioni di un certo rilievo, una certa illuminazione, può darti delle sensazioni. Messa qua, può essere piacevole, ma coerente. Sì, vedi un tratto energico, vedi un'energia notevole. Bene, allora andiamo da un altro grande maestro, il più giovane, che è Adaghi. Chi interessa, il 2 settembre fa una mostra personale a Villa Pisani Strada, patrocinata dal Ministero, non mi ricordo se impegni ambientali e cultura non si Sì, tanto per dire. Franco Batacchi. Ci ha invitato ad andare. È un altro personaggio molto colto, intellettuale, giovane, inventivo, ma che ha tutto un altro mondo, diciamo due parole così, ha una grande cultura. Suo papà era un gallerista, aveva aperto una libreria di Treviso, sono nato a Treviso, aveva aperto una galleria e lui ci viveva dentro in queste gallerie, c'era un grande dialogo nel centro della città, fra i quali per esempio erano ospiti sempre il nostro artista di notevole importanza per il nostro paese che è Luti Ravena. Luti Ravena è un altro grande intellettuale, un grande professore di pensiero e Luti Ravena poi si era ritirato a Treviso eccetera e suo papà erano amici e avevano molte conversazioni, molti dibattiti, molte discussioni su quello che era le problematiche, le concettualità del pensiero dell'arte eccetera eccetera.
E questo ragazzo di allora, degli 45, 46, 47, dopo la guerra, lui viveva di tutti questi fatti ed è cresciuto nell'ambito della cultura, insomma. Suo papà era anche pittore, era gallerista, poi nel cerchio di suo papà si incontravano grandi artisti, per quali il nostro Annonese, e là venivano fuori dibattiti di un certo livello intellettuale. E lui li ha vissuti e ne ha sentito, li ha portati avanti, li ha studiato a Venezia, si è diplomato all'Accademia, eccetera, eccetera, e poi è rimasto sempre nell'ambito della cultura veneziana. Si vede che è un pittore veneto, veneziano, un pittore che intellettuale, che anche quando lui vuole fare esclusivamente il pittore, ma si vede che è un pittore del ragionamento, della finezza, di una ricerca estetica, di un voler riproporsi, di un voler riproporre anche questo decadentismo, questa crisi sociale che si diceva che si è abbatta e continua ad essere sempre più caricata in forme e modi, ma la crisi nella società esiste tuttora e lui ne risente moltissimo di questa crisi. E secondo me che anche un professore, un intellettuale, uno studioso, un pittore, scultore, eccetera, eccetera, la vive in tutti i sensi, ha anche, tra virgolette, il senso, l'ambizione di voler fare un po' da interprete di qualche altra figura. Sempre un richiamo alla donna anche qua, sì, queste forme sì, in modo geometrico. Sì, e qui sono questo bisogno di... È dura, Dopo il sentito dice, queste strutture primitive, lui va che si mette il remo lui le chiama figurativo arcaico, queste rappresentazioni, queste immagini, e naturalmente va a scavare l'intellettuale che si sintetizza, è piuttosto semplice, essenziale, va a cogliere il segno, la metafora, il ricordo, il sogno del passato e lo fa rivivere nella modernità, perché molto della modernità del Novecento, che ora si va a salire a un certo astrattismo di Clerc, Kandinsky, eccetera, dell'inizio del secolo, che sono andati a pescare queste figure, eccetera. E lui vuole riattivare, vuole andare a collegare la modernità dell'antichità e confrontarle per dialogarle e per riproporre utopisticamente, perché anche lui vorrebbe uscire fuori da questo ingabbiamento, da questa prigione, e vorrebbe riproporre una nuova visione, la ricerca di una nuova mitologia, il bisogno del mito, del credere, di sperare in qualche cosa. E naturalmente si vede che è un grande conoscitore, un abile pittore, un notevole artista nostro veneto, ma che naturalmente è chiuso nelle tecniche, nella bravura, nella sapienza dell'affresco, delle astrazioni, del far rivivere quella che è l'emozione astratta dell'immaginario collettivo, ma che tutto sommato per un artista come lui di quella portata a me dà l'impressione che sia veramente incatenato, che si trovi senza sfogo, senza scappatoio, adesso senza fare, come diceva, bisogna ripetere, non valutazione critica, considerazione elementare, la libertà e la genialità di Castagna, che se ne frega altamente di tutte queste problematiche, perché non è un intellettuale Castagna è un grande costruttore, è un grande esperto, perché un'opera di questa portata è paurosa, ma lui la rivive, la riordina, la reinterpreta, ma non si strumentalizza, ed è questo troncamento, queste forme che si chiudono e le contestualizzano in una visione mondana, non trascendente. Mentre qui lui è uno studioso o è un idealista che ha bisogno di trovare delle risposte alla concettualità
profonda del pensiero. E qui si vede che un espertissimo, un navigatore, conosce l'arte moderna, la può interpretare, la può gestire, non esiste problema perché non è un maestro, ma è prigioniero di se stesso, perché non ha il coraggio di mettersi in discussione, perché ha una grande missione, questo artista, critico d'arte, eccetera. Non ha il coraggio di liberarsi e di mettersi a rischio per uscire dal rigore del mercato, dal rigore della professionalità, eccetera. Bisogna mettersi a rischio. E per mettersi a rischio vuol dire anche correre il rischio della banalità o del frammento, mentre lui invece vuole rimanere nella consistenza rappresentativa, lui è un signore dell'arte e che resta schiavo di se stesso, ma naturalmente non interpretato al male perché sempre a livelli di grande intellettualità e di grande finezza. Mi confesso che l'ho capito tutto. No, però questo sarebbe per la noi non devi capire niente, perché in sostanza non è niente da capire. Resta il problema non è che da come si esponi queste opere si rende conto di quanto lontani noi siamo da queste realtà. Profonda ignoranza, per esempio, perché quello che sta vendendo fumo e credo che tu sei dentro e come te tutti gli artisti e chi ha una sensibilità per questo tipo di arte che non è semplice, no? E evidentemente tempo a esprimere queste sensazioni e esplorare il tempo sei lontanissimo e mondi lontanissimi veramente, no? Però vedere che loro sei molto di questa roba, no? Come tu purtroppo adesso l'arte ha bisogno dei codici di lettura. Adesso o hai i codici di lettura, no? O se no risulta una lingua incomprensibile. Come la musica contemporanea, musica colta, classica che viene, se non si hanno i codici di lettura non c'è, l'accesso è negato. Purtroppo siamo a questo livello e anche i cultori della materia, se vedono le ultime ad esempio le ultime biennali di pittura, se non sei perfettamente aggiornato con quelle avanguardie è incomprensibile anche per un tecnico. Diciamo un discorso così banale, però noi abbiamo l'archetipo di Venezia e noi se dobbiamo dire ragazzi di notte di Venezia, cosa ci viene fuori? Ci viene fuori i bianchi, i rossi, geometrismi complessi, eccetera. Mi ricordo dell'immaginario così sceso, no? Venezia, cosa ti viene fuori? Come la Spagna, come Barcellona, eccetera. Cosa ne ricavi da un sogno così rapido che ti passa per la mente? Questi sono per esempio un sogno veneziano, un grande sogno veneziano, che c'è questa storia, questo mito, questa grande portata culturale che contiene il contenitore Venezia e lui lo vive tutto, lui non può staccarsi da Venezia. Come fa a staccarsi? Come può rischiare di andare come un artistino di paesano che è libero dal condizionamento, che può partire, parte qua, parte là, gioca qua, gioca là, che non ha niente da perdere, perché non ha niente. Allora può anche rischiare. Dopo anche l'artista magari è quello che può sembrare meno, ma ne raccoglie di più, per dire. Però, ecco, questo è un personaggio che vive Venezia con rigore. la chiamata apparizione. Questo è il senso classico. Immagini di capire in modo che